Nel cuore del Friuli, alle porte di Udine, ci sono delle distillerie dalle radici antiche, diventate in 127 anni e 6 generazioni un brand internazionale, orgoglio del Made in Italy nel mondo. Sono le distillerie Nonino, marchio saldamente legato alla famiglia, tra qualità, tradizione e innovazione. Una lunga storia iniziata nel 1897 con il fondatore Orazio e un alambico itinerante montato su ruote. Una famiglia ora tutta al femminile o quasi. Il patriarca Benito e la signora della Grappa Giannola 50 anni fa rivoluzionarono il mondo dei distillati creando la grappa monovitigno Nonino. Siamo riusciti a trasformare contro tutto, contro tutti, la grappa da Cenerentola a Regina, come lo dice la London School of Economics e addirittura negli anni 80-90 il New York Times dedicandoci non una ma 2 pagine intere. Per Benito il segreto della grappa è solo uno. Il segreto è farla bene. 62 anni di matrimonio e 3 figlie, le sorelle Nonino, Cristina, Antonella e Elisabetta, un brand nel brand. Noi siamo molto orgogliose perché siamo arrivate a raggiungere 19 milioni di euro di fatturato e col 57% di export, che è un segnale molto forte nella nostra categoria. Esportiamo in più di 85 paesi. Una famiglia matriarcale che continua, 8 nipoti, un solo maschio e 7 femmine. A rappresentare l'ultima generazione Francesca, influencer della grappa. C'era anche lei a San Francisco a ritirare il premio assegnato ai Nonino come migliore distilleria al mondo. Questo è considerato veramente il premio Oscar nel mondo del vino e della distillazione, e il fatto che siamo stati la prima distilleria italiana e una distilleria di grappa ad ottenere questo riconoscimento è stato un sogno diventato realtà. Le distillerie Nonino si compongono di 5 distillerie artigianali, ciascuna con 12 alambichi discontinui a vapore in rame. Qui sono cresciute le 3 sorelle, a cominciare da Cristina, la maggiore, sempre a fianco a papà Benito. Il papà mi ha promossa maestro di distillazione, è successo poco tempo fa, ho compiuto 60 anni e per me è la realizzazione di un sogno. Il futuro è la grappa nei cocktail. Dal 2007 Cristina, Elisabetta ed io a livello internazionale abbiamo fatto conoscere la grappa ai bartender che stanno creando dei cocktail straordinari. Quasi 50 anni fa nacque anche un premio, dalle radici antiche e dallo spirito visionario. Il premio Nonino negli anni ha anticipato ben 6 premi Nobel.